Io mi candiderò anche qui, in Veneto. Il mio collegio elettorale delle europee è il posto dove tante volte sono andato a visitare imprese, impianti, eccetera. È una terra che io sento molto affine e quindi sicuramente mi candiderò anche qui. Cominciamo dall'alleanza già in bilico, insomma, che è il tema che sta un po' scaldando l'orizzonte. Ma no, l'Alleanza ha un patto precisissimo, anzi è l'unico patto fatto veramente sui contenuti, termovalorizzatore, no aumento delle tasse, salario minimo per i lavoratori, rigassificatori. Poi i verdi, per carità, io sono molto consapevole della transizione ecologica e penso anche sia una grande opportunità per le imprese. Però poi se loro dicono no a tutto sono cose che riguardano loro. Io penso che adesso noi dobbiamo prendere dei voti, se no stiamo ancora a negoziare il giorno delle elezioni, quindi basta discussioni, il patto c'è, l'assetto anche, è molto chiaro. La legge elettorale costringe ad alleanze, lei prima è stato abbastanza chiaro, quello che c'è, tutto il resto fuori? Ma sì, costringe delle alleanze ragazzi perché sennò vuol dire che un terzo dei voti li butti. Allora, io non ho fatto questa legge elettorale che fa schifo a tutti, l'ha fatta Renzi, però il problema è che se io non avessi fatto questa alleanza, riconoscendo due leadership separate, cioè una di Enrico Letta sulla sinistra e una mia sul centro, quello che sarebbe successo è che non c'era la partita elettorale, potevamo chiudere le urne perché era già finita. E io questa responsabilità non me la sono assunta. L'ho detto oggi a Silvio Berlusconi, chiedi ai tuoi imprenditori se ha fatto più lui o io per le imprese. Noi gli abbiamo levato l'IRES, l'IRAP, allora questi sono i temi che vanno dibattuti. Ecco, Berlusconi ha fatto cadere Mario Draghi e da quel momento non è un referente credibile per l'elettorato moderato e per la struttura produttiva di questo paese. Dai 5 Stelle io mi aspetto qualsiasi cosa, da un imprenditore che si chiama Silvio Berlusconi l'idea che faccia cadere Mario Draghi con i 5 Stelle è una roba un po' folle, me lo ammetterà, cioè uno non se lo aspetta tanto. Cioè anche lì questa storia dell'autonomia è un po' surreale, perché l'ha promessa Zaia, l'ha portata avanti la Gelmini e fanno cadere il governo prima di poterla approvare. E noi abbiamo la Gelmini che correrà con noi sull'autonomia, ha molto da dire, ha fatto una proposta molto concreta e seria, non le promesse che si fanno, i referendum finti, una cosa seria fatta bene. E Renzi l'ha nominato? Guardi, Renzi è un mistero tipo la Sfinge, se qualcuno di voi riesce a interpretarlo io sono contento. Detto questo, per me è benvenuto sempre, basta che fa pace col cervello. Senta, sui frontman, se doveste vincere le elezioni, cosa facciamo? Come il tandem Craxi-De Mita? Oddio, no, direi di no. No, no, l'abbiamo scritto e gli italiani lo devono sapere, decideremo insieme il Presidente del Consiglio, io sapete cosa mi augurerei come molti cittadini italiani, cioè che si potesse contare sulla disponibilità di Draghi a rimanere, però non ho nessuna evidenza di questo e quindi lo dico semplicemente come desiderio astratto, altrimenti si troverà una figura che può rappresentare sia l'elettorato liberale e popolare che quello socialdemocratico.